Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Gentile pubblico di Scratch, insomma, benvenuti per quella che è la parte invernale. Da oggi in pratica ce la racconteremo tutta fino a fine di gennaio con il trofeo Triveneto di ciclocross, con il Master Cross Selle SMP qui dal Calinferno, oramai una tappa obbligata. Insieme con me abbiamo la solita Ilenia Lazzaro. Buonasera a tutti. Ilenia, guarda, un mio amico da Torino mi ha detto, Flavio, che con questa pettinatura sembri proprio la Merkel. Allora, settimana prossima mi faccio tutti i capelli in alto, così almeno sembra un punk, non sembra la Merkel. Dai, anche perché, diciamoci la verità, i nostri dati di ascolto sono in salita, bisogna dire pure la verità ed è un orgoglio anche per noi e soprattutto un orgoglio anche per coloro che andranno a disputarsi le gesta nel trofeo Triveneto. Tu sei molto in palla, molto motivata. Io sì, ma partirò un po' più avanti sicuramente, ma i dati sono molto buoni e il fatto che daremo la possibilità di avere un ciclocross a livello nazionale, quindi visibile anche fino in Sicilia, penso che farà piacere a tutte le squadre. Sono attese tantissime squadre in queste due challenge che andiamo a presentare oggi ufficialmente e quindi penso che sarà una grande Io stagione. adesso lascio il microfono anche al nostro ospite che è Maurizio Schiavon della Selle SMP. Soprattutto dobbiamo dire pur la verità, questo è un master cross esageratamente importante con gare nazionali e internazionali, il trofeo Triveneto che comunque oramai va attribuito a una sorta di benemerenza, sono tanti anni che va in onda e sempre con grandi eccellenze. Andremo a toccare tutta la parte diciamo pregiata non soltanto del Veneto ma del Trentino, dell'Alto Adige, del Friuli, per raccontare quello che le ruote grasse soltanto sanno raccontare. E quindi il benvenuto iniziale, dopo sentiremo altre interviste, per Maurizio Schiavon. Maurizio, grazie per esserci anche quest'anno, sta crescendo molto Selle SMP e noi questo siamo molto contenti per due motivi, perché non ci abbandoni e soprattutto perché stiamo andando bene. Sì, grazie. Siamo contentissimi ovviamente e soddisfatti anche noi di SMP, sempre con la nostra, chiamiamola modestia, intendiamo andare avanti. Le ruote grasse siamo affezionatissimi, siamo pieni di amici e di soddisfazioni, quindi ben venga il fango, evviva il fango. Circuito insomma, che va a disputarsi per il secondo anno. L'anno scorso ci eravamo sentiti a fine stagione, eri molto contento di come era andato. Quali sono le tue speranze per quest'anno, per questa stagione di ciclocross? Beh, chiaramente le speranze sono sempre quelle, cioè nel senso che il ciclocross, il Triveneto e il Mastercross all'SMP crescano una crescita assieme, sempre nella speranza che sia graduale ma costante. Eravamo in fiera insieme praticamente, certo. Hai avuto anche qualcuno che è andato a Las Vegas, che quindi ti avrà dato anche dei feedback. Cosa ne pensi appunto di questa Coppa del Mondo di ciclocross all'interno della settimana della fiera a Las Vegas? Ma penso sia stato un grande evento, credo che probabilmente, non so, questo dovrebbe far pensare anche noi qui in Italia e di vedere di fare qualcosa anche l'anno prossimo, non lo so, alla prossima fiera di Verona o alle prossime fiere comunque, per fare in modo che comunque il ciclocross abbia lo spazio che merita. Ecco, lo spazio che merita, perché secondo noi se lo merita tutto. Infatti Las Vegas l'ha anche dimostrato. Dal punto di vista atleti abbiamo visto, insomma, oltre agli atleti della Forestale avrai parecchi atleti quest'anno in gara. Sì, dovremmo averne molti, però insomma lascio a voi vedere e lascio un po' di sorpresa in giro, come è anche giusto che sia. Tutti i nostri atleti ovviamente ai quali noi siamo affezionatissimi, non solo, ma anche a tutti gli altri chiaramente. Tutti quelli che fanno del ciclocross un bellissimo palcoscenico, un palcoscenico divertente, qualche volta un po' sporco, ma insomma il fango è sempre bello. Nicola, è già ora di lanciare il primo servizio, no? Sì, il primo servizio da dove arriva?
Piccolo Giro dell'Emilia, Casalecchio di Reno. E Elite ci siamo Under fatti una 23. bella botte di ascolti, questa qua è un'altra esclusiva di Stress. Atlantide Video Service, quindi sempre grazie a Christian Bohm, Fabio Zappacenere. E io non mi altro congedo Maurizio perché so che è impegnato ed è stato veramente uno sforzo per lui essere qua. Guarda che ti aspettiamo in studio, perché là devi Assolutamente. venire. Sicuramente. Garantito. Via la clip. Grazie. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey. Lorenzo Fortunato oggi in motivazione al massimo, si corre vicino a casa. Sì, sono vicino a casa, poi sono le ultime corse di stagione, per cui ci tengo a fare bene e niente, vedremo, ecco. Wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Percorso esigente per trovare soluzioni. Ma percorso duro, subito si inizia con Cabortolani, dopo si passerà al circuito con San Lorenzo, è duro da subito, speriamo non si rompi subito e niente, vediamo come andrà. Ecco. Wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Francesco Rosa, oggi una gara importante, un percorso aperto a tante soluzioni, anche una volata ristretta. Sì, oggi è un bel percorso, speriamo di far bene, il periodo è ancora un ottimo periodo di forma, sono ancora poche gare e bisogna dare tutto adesso. Tutto pronto presso lo Shop Ville Gran Reno a Casalecchio di Reno per la 35esima edizione del Piccolo Giro dell'Emilia, la classica di fine stagione per la categoria Elite Under 23 organizzata dalla Società Ciclistica Ceretolese 1969 del presidente Franco Chini, società che ha come mission l'avviamento dei giovani allo sport del ciclismo e che si dedica in questa particolare occasione all'allestimento di una delle più importanti manifestazioni a livello dilettantististico del centro Italia. Un appuntamento importante che va a chiudere o che perlomeno va ad anticipare quella che è l'ultima parte, l'ultimo mese di corsa per quanto riguarda questa categoria. Come ogni anno sono qui rappresentate infatti le migliori formazioni del panorama italiano, con la Zalf e Colpac in testa, una formazione Continental, quella della MG Vis Nord, mentre a prendere il via con il dorsale numero 1 è il campione italiano Elite Gianluca Milani della Zalf Euromobil Desiré Fior. Questa corsa lo scorso anno, ricorderete, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, vide il successo di Simone Consonni, lo stesso Simone Consonni che quest'anno non è al via ma con una giustificazione ben provata. Infatti si è classificato al secondo posto dei campionati del mondo in programma a Richmond, proprio nello stesso weekend in cui si svolge il Piccolo Giro dell'Emilia. Quindi assente giustificato Simone Consonni che ha ottenuto questo importante secondo posto, a testimonianza di come questa sia una manifestazione in cui i reali valori in campo da parte degli atleti alla via vengano fatti emergere alla fine del tracciato. Con le nostre immagini nel frattempo siamo in vista del primo passaggio sotto il traguardo, verrà esposto il cartello che segnala 4 giri alla conclusione. Il circuito che gli atleti andranno ad affrontare è un circuito particolarmente nervoso, un circuito che verosimilmente renderà ancora più bello questo finale. A differenza dello scorso anno c'è il passaggio sotto l'arrivo, in quanto la conclusione avviene a Zola Predosa, quindi un valore aggiunto per il folto pubblico sul traguardo. Con l'inseguitore adesso siamo sempre nell'abitato di Zola Predosa, il distacco nei confronti della testa della corsa è di 1 minuto primo e come vedete si stanno organizzando le maglie di una delle formazioni più forti al via, quella della Zalf Euromobil Desiré Fior, che non ha atleti nella testa della corsa e che quindi sta cercando adesso di organizzarsi assieme anche alle maglie della Colpac. Stiamo adesso in vista della salita che impareremo bene a conoscere, in quanto verrà affrontata per 4 volte, la salita di San Lorenzo in collina, e la affrontiamo con i 6 uomini al comando.
ancora buono l'accordo tra questi atleti che, vi ricordo, sono usciti praticamente in 3 momenti diversi. I primi ad avvantaggiarsi sono stati William Rissa della Zappi Pro Cycling ed Emanuele Favero della Coppi Gazza Davidea. Su di loro si sono poi riportati Luca Gatto della Selle Italia CF Ursus e Matteo Agostini della Trentino Pro Cycling, e gli ultimi 2 a rientrare sono stati Paolo Plandini della Cipollini Ale e Gracian Zelag della Gran Fondo del Diavolo. Nel frattempo ancora con le immagini in questo campo lungo che ci mostra la fase tecnica della discesa. Siamo alla termine della discesa e attenzione perché il gruppo è tornato compatto e stanno uscendo in avascoperta 2 atleti. Si tratta di Nicola Toffali della Zalfa Aeromobile Desiree Fiore e di Mirko Trosino della Mastro Marco. Nel gruppo vedete che sono adesso le maglie della Selle Italia e quelle della Colpa che stanno facendo l'inseguimento, però si procede a scatti in questo frangente, non si trova un accordo. Vedete che dietro il gruppo è in lunga fila indiana. Con queste immagini vediamo ancora maglie del team Friuli della Zalf, che ovviamente a questo punto lavora in appoggio del compagno di squadra di Toffali che è in testa, anche maglie della MGK Vis Nord. Siamo ormai all'inizio dell'ultimo giro, sta per iniziare quindi questa ultima tornata con l'ultima ascesa verso San Lorenzo in collina, questa salita che sta caratterizzando il finale di gara. 4 passaggi da questa località, ancora la coppia al comando con Nicola Toffali e Mirko Trosino. Dietro adesso sono gli uomini della MGK Vis che stanno facendo l'andatura. La Zalf ha completa protezione del proprio atleta che è nella coppia al comando. Vedete come si è ridotto notevolmente il plotone. Abbiamo visto anche le maglie della Gragnano Sporting Club, vediamo anche gli atleti della Gran Fondo del Diavolo Altopac, anche maglie della formazione inglese Zappi Pro Cycling. Siamo ormai nelle battute conclusive, siamo ormai in vista dell'ingresso nel rettilineo finale di Zola Predosa, una novità per quanto riguarda l'edizione 2015 del Piccolo Giro dell'Emilia. Vi ricordo l'organizzazione a cura della società ciclistica ceretolese 1969, ancora la forte andatura imposta da Trosino, non saltano un cambio neanche negli ultimi metri questi 2 ottimi passisti d'esperienza che sicuramente meritano entrambi la vittoria in questa importante manifestazione. Siamo ormai nelle battute conclusive, si parlano i 2 protagonisti di questo gran finale, stanno per entrare nel rettilineo finale ancora qualche centinaio di metri prima del traguardo. Toffali è in prima posizione, Mirko Trosino in seconda. Le formazioni sono quelle della Zalf Euromobile Desiree Fior per Toffali, Mastro Marco Chianti Sensi Dover per Trosino. Lanciato lo sprint con Toffali al comando, esce in prima posizione dalla curva Nicola Toffali della Zalf Euromobile Desiree Fior, che così va a conquistare il 6° successo stagionale. In seconda posizione un comunque bravo Mirko Trosino della Mastro Marco Chianti Sensi. Arriva la lotta per il 3° gradino del podio che è appannaggio del tricolore elite Gianluca Milani, anche lui della Zalf Euromobile Desiree Fior. 4ª posizione per Marco Bernardinetti che quindi conclude in 4ª piazza. La volata del gruppo è vinta da Andrea Toniatti, che conquista così la 5ª posizione davanti a Nicolo Rocchi, Riccardo Donato, Simone Velasco, Lorenzo Fortunato, ed in 10ª piazza conclude Leonardo Moggio per la Cipollini alle Rime. La vittoria che riveviamo nel replay di Nicola Toffali della Zalf Euromobile Desiree Fior davanti a Mirko Trosino della Mastro Marco Chianti Sensi Dover. Nicola Toffali, una cavalcata a 2 e poi la splendida volata finale, un bel successo. Sì, è un periodo che sto bene, è un periodo che sento davvero che la condizione c'è ancora nonostante sia ormai fine stagione. E mi auguro di trovare presto un contratto tra i professionisti, anche perché insomma è la 6ª vittoria, è la seconda in una settimana dove è davvero prestigiosa, insomma 2 nazionali e speriamo bene. Franco Chini, un'altra squadra di prestigio a vincere questa corsa. Non dimentichiamo che il vincitore dello scorso anno oggi è il vice campione del mondo.
è una corsa che laurea corridori di spessore. Mi auguro che quest'anno il Toffali, che ha vinto quest'anno, questo si lascia passare per un suo futuro nel mondo professionista. Un nuovo arrivo in Centrazola Predosa, ricco di pubblico, un arrivo che vi ha premiato. Sì, sono contento, 5 passaggi sotto l'arrivo, hanno fatto da catalizzatore perché la gente imparasse che c'era la corsa e si appassionasse alla corsa, anche perché è stata una bellissima corsa. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Sindaco, lei è un vero appassionato di ciclismo, correva nella Ceretolese, questa corsa è sempre un grande spettacolo. Spettacolo perché viene organizzata molto bene, c'è un gruppo di volontari della società ciclistica Ceretolese 1969 dove militavo ai bei tempi, diciamo così, che lo organizza sempre in modo splendido, il percorso è molto bello, lo dico anche da ciclista, insomma è un percorso veloce e quindi però con degli spunti finali, con San Lorenzo alla fine che mette in evidenza sempre chi ne ha di più. È per questo che chi esce vincitore qui è sempre un corridore che arriva a segnalarsi a livello nazionale, a volte anche professionistico, come è successo negli ultimi anni, insomma. Noi siamo contenti di poter appunto mettere a disposizione il nostro comune, il nostro territorio, le nostre strade e anche il nostro personale per poter far sì che queste gare, queste splendide gare possano ripetersi e organizzandole al meglio e perché no, magari facendo nascere qualche campioncino del futuro. Siamo con Giacomo Salvador. Giacomo, come ogni anno ci ritroviamo qui al Calinferno a presentare per l'ennesima volta il Trofeo Triveneto di Ciclocross, che ormai diciamo è una challenge storica a livello Italia, è la seconda edizione del SEL-SMP Mastercross. Sì, buonasera a tutti, anche quest'anno i giorni sono volati, sembrava l'altro giorno che eravamo a Vittorio Veneto alla finale e siamo già in partenza per il 36esimo Trofeo CX Triveneto e il Mastercross. Cosa dire? Siamo arrivati a questo momento, penso che tutto quello che era possibile fare per partire in maniera adeguata l'abbiamo fatto col gruppo di lavoro cui io sono il responsabile insieme ai vari componenti, non sto qua a elencarli, e mi sembra che dovremmo partire in maniera ottimale. Rispetto all'anno scorso ci sono parecchie novità dal punto di vista delle location, alcune gare sono cambiate, altre sono passate da nazionale a internazionale. Quale sarà secondo te il sentore, no, di questo inizio di stagione? Innanzitutto diciamo insomma, che il Trofeo Triveneto parte praticamente domenica questa a Buia. Non è l'apertura a livello nazionale perché il Lazio partirà un giorno prima, però diciamo che comunque a livello di Nord Italia è la prima regione che va a partire, insomma. Sì, quest'anno abbiamo delle novità, abbiamo una gara in Val Venosta organizzata dai ragazzi di lassù sopra Merano e poi ne abbiamo una a Carmignano sul Brenta, novità. È saltata una gara purtroppo, quella di Vo, per problemi legati, lo ricordiamo, alla scomparsa al nostro amico Massaro Severino, che ci ha lasciato. Ci dispiace, ma cercheremo di recuperarla magari l'anno prossimo, vediamo. E io penso che con 15 gare saremo un calendario ottimale, perché poi abbiamo anche i campionati italiani a Monteprat e se no i ragazzi vanno a finire che arrivano scarichi e le società si incavolano un po' per il discorso che arrivano stanchi, insomma, ecco.
come SL SMP Mastercross, altro salto di qualità, Schio che passa internazionale, l'entrata di Lucinico a livello nazionale, poi ancora la tua gara, la gara la ricordiamo quella storica di Faidio Oderzo e Brugherio, diciamo un bel calendario che si concentra anche quest'anno, la scelta è stata fatta quella di far partire un po' più tardi per permettere anche a chi ha fatto la strada o la mountain bike di cominciare il cross un po' più tardi. Sì, certamente bisogna cercare di trovare le soluzioni adeguate tra la strada e il cross. Sembrava addirittura che volessero allungare il calendario della strada, ma sembrerebbe che a livello nazionale ci abbiano ragionato un attimo e noi partiamo già il 4, che è un buon inizio perché all'estero partono a metà settembre, però con l'entrata anche di Lucinico nazionale abbiamo guadagnato una gara in più nel Mastercross a livello nazionale, poi con 3 internazionali FAE, Brugherio e Schio abbiamo guadagnato ancora qualcosa a livello di immagine, ma io vorrei ringraziare intanto prima di tutto tutti gli sponsor perché anche quest'anno ci hanno dato un supporto eccezionale, in primis la SL SMP che con Maurizio Schiavon più che un sponsor è un appassionato e non ci ha mai fatto mancare niente perché tra Triveneto e Mastercross siamo sempre in difficoltà per questioni sempre di denaro, insomma, ecco. Però riusciremo anche quest'anno con la buona volontà di fare un bel calendario, un torneo che sicuramente sarà entusiasmante e se non sbaglio arriveremo a gennaio 17 con la finale Vittorio Veneto, che se non vado errato dovrebbe essere la 25esima edizione che facciamo la finale Vittorio Veneto. Chiudendo, prima di appunto lanciare la prossima clip di presentazione, la settimana scorsa al telefono abbiamo avuto Fausto Scotti che ci ha anticipato il fatto che anche a livello federale si vorrebbe creare la staffetta come c'è nel mountain bike anche per il ciclocross. Se questo dovesse avvenire, ci sarebbe posto per una prova a squadre, a staffetta, anche secondo te all'interno di una challenge come quella del Trofeo Triveneto? Ma penso di sì, basta lavorarci sotto molto prima dell'inizio del calendario e penso che anzi sarebbe da farla in notturna. Avevamo avuto qualcuno che aveva richiesto una gara a Feltre di farla in notturna, però non è andata in porto, che c'era uno sponsor importante, la Sportful, che gli interessava, però penso che per l'anno prossimo forse sarà possibile fare un qualcosa del genere. Bene, ringraziamo intanto Giacomo Salvadore, andiamo a lanciare la clip di presentazione del Trofeo Triveneto di ciclocross SL SMP Mastercross. Via la clip. Trentaseiesima edizione del Trofeo Triveneto di ciclocross, seconda edizione del Mastercross SL SMP. L'acuto è oramai imprescindibile con Giacomo Salvador, che delle ruote grasse ne ha fatta veramente una ragion di vita. Bene anche quest'anno e noi siamo vicini a lui perché lo merita, perché comunque grazie anche al suo impegno e tutto il gruppo di lavoro hanno sfornato un calendario veramente senza precedenti. Le ruote grasse si conciliano bene con la prima tappa che partirà proprio il 4 ottobre col James Bike Team, quindi Zontone tanto per intenderci sugli scudi e soprattutto tutto il suo gruppo di lavoro. James Bike Team in pratica inaugurerà la stagione 2015-2016, replicherà la polisportiva Trivium l'11 ottobre del 2015 chiaramente a Spilimbergo, provincia di Pordenone, patria del grande compianto Carnera, il più grande dei pugili che possiamo ricordare, un omone di 2,20 m. Lo scorso anno siamo andati in casa sua, oramai è diventato un museo e ci siamo commossi, abbiamo mandato anche una copertina, anche qua una bella location dove per tutti gli appassionati sugli spalti potranno godersi le gesta di questi atleti che stanno sempre diventando più protagonisti, grazie anche a questo trofeo, grazie alle immagini di Scratch e non soltanto. Poi chiaramente ci si trasferirà dove siamo ospiti in casa oggi e quindi è a Mareno di Piave in provincia di Treviso, dove la famiglia Cauzze e Mariotto
ci attendono per una bellissima organizzazione. D'altronde loro, si sa, è una famiglia questa votata e vocata al ciclismo, perché non c'è soltanto Mario Mariotto, la figlia Sabrina, ma abbiamo visto anche la campionessa, quella Francesca Cauz, che tanto ci ha fatto brillare gli occhi, e speriamo che ce li possa far brillare ancora tantissimo. Quindi dopo Spilimbergo ci sarà Mareno di Piave e chiaramente sotto l'occhio attento e vigile di Fausto Scotti, che qua proprio potrà venire a guardare le stelle nascenti di questo trofeo Triveneto e soprattutto il Master Cross Selle SM. E dopo Mareno di Piave con il gruppo organizzatore, gruppo sportivo Verso Liride, ci trasferiamo a Villa Lagarina, vale a dire Rovereto, dove c'è anche un velodromo lì vicino a Mori, dove qui andrà in onda la quarta tappa e quindi andremo in terra trentina. Ecco che a questo punto il trofeo Triveneto comincia a prendere quella dimensione e chiaramente quella autorevolezza di trofeo Triveneto. Il Triveneto è molto largo, molto lungo, quindi diventa una sorta quasi di Giro d'Italia. Si attinge molto dal Veneto, si attinge molto dal Friuli e in questo caso anche dal Trentino. Quindi Villa Lagarina con l'Arcobareno, Carraro Team, andremo a trovare degli amici veri. E adesso siamo con il ciclocross US e ci trasferiamo in Alto Adige, vale a dire a Bolzano. Anche qua grandissima organizzazione, oramai è un leitmotiv, anche Bolzano ha accolto l'iniziativa del Trofeo Triveneto, cresce il Trofeo Triveneto, ma crescono anche gli organizzatori locali che anche sicuramente come negli altri anni con Bolzano riecheggeranno gli antichi fasti e ci faranno sicuramente brillare gli occhi. Under a void sky, I'm laying myself down. Under a void sky, I'm coming around. Under a void sky, I try to get by. Under a void sky, I'm going into flight. Altra gara sempre in provincia di Bolzano è l'Aives, società ciclistica Altair, e qua veramente le cose in terra bolzanino si fanno serie, 2 tappe una dietro l'altra per andare a visitare luoghi che veramente sono una copertina suggestiva e soprattutto un'accoglienza per questi ciclocrossisti di prim'ordine. Quindi appuntamento è per l'8 novembre del 2015, chiaramente all'Aives di Bolzano. And we could call it even. I keep on marching if I can, keep on crawling if I have to. Kio Bike, 15 novembre 2015, quindi vale a dire prima tappa del Master Cross Selle SMP. E chiaramente calendario che continua per il Trofeo Triveneto, così si dà modo a coloro che si sono voluti riposare un mesetto,
specie gli stradisti che hanno voglia di fare un po' di fatica, di allenamento e tastare insomma la loro muscolatura e il loro impegno anche nei campi di gara. Male non fa, lo abbiamo detto tante volte, e quindi lo Schio Bike proprio a Schio inaugurerà il trofeo Mastercross Selle SMP. La data 15 novembre 2015, quindi a tutta con gli amici dello Schio Bike e soprattutto con i Vigili del Fuoco. Poi seguirà Brugherio con la Lega Ciclistica Brugherio il 29 di novembre. Questa sarà la seconda tappa del trofeo Mastercross, quindi andiamo fuori regione, quindi siamo già nella parte diciamo lombarda, ma tutto va bene perché questa è gara soprattutto del trofeo Mastercross Selle SMP. Qua ci saranno è una gara chiaramente internazionale come lo era quella di Schio, quindi chiaramente il calendario del trofeo prende vigoria e prende soprattutto grande eccellenza. Lega Ciclistica Brugherio il 29 di novembre. Terza tappa del trofeo Mastercross LSMP e qua il mio cuore si rallegra e canta di gioia e felicità. Siamo a Faedio d'Erzo, chiaramente sportivi del Ponte, chiaramente Mirko Barattin che fa parte del gruppo di lavoro di queste organizzazioni, ma soprattutto qua siamo nel San Siro, nella San Siro del ciclocross. Chiaramente qua gli aggettivi insomma possiamo sprecarne quante vogliamo, è la gara proprio per eccellenza che ci fa capire che il Belgio non è tanto lontano, quindi con le eccellenze, con la voglia di fare, con soprattutto la professionalità che mettono gli sportivi del Ponte, tutti quanti possiamo fare una bella gita a Faedio d'Erzo nella casata Barattin per andare a vedere come un piccolo centro diventa il centro vero e proprio del mondo, con grandi campioni, con delle star internazionali, e quindi non vedo l'ora che arrivi l'8 di dicembre per andare a fare un salto a Faedio d'Erzo e riempirci il cuore di grande sportività. Corse Reifeisen, questo è il 13 dicembre, siamo a Silandro, Bolzano, quindi oltre Merano. Andremo a vedere anche queste parti meravigliose dell'Alto Adige, quasi ai confini con l'Austria, quindi abbiamo visto come il calendario del trofeo Triveneto e Mastercross arriva ad essere qualcosa di geniale e di importante. Tanti chilometri per noi, ma tanti bei posti da visitare, e con le nostre telecamere andremo anche a far notare che l'Italia veramente è bella e che il Triveneto, ragazzi, è qualcosa di stupefacente. Sì, 20 dicembre 2015, Lucinicco, provincia di Gorizia. Questa è una gara nazionale facente parte del trofeo Selle SMP Mastercross. Chiaramente Luci Caprivesi sugli scudi, non volevano mancare nemmeno loro quest'anno per far parte della mega orchestra del trofeo Triveneto e Mastercross Selle SMP, e qua sicuramente vedremo tanti campioni, e alla quarta tappa già le cose si fanno serie per mantenere un punteggio vivo e quindi essere lontano dai pericoli degli inseguitori. Vedremo chi saranno i capi classifica di questo speciale evento che è il Mastercross, qualcosa di diverso dal trofeo Triveneto. Il trofeo Triveneto comunque sempre fa parte della classifica, anche in questo caso dove ci sono le due
i due coni, Selle SMP Mastercross e il Trofeo Triveneto con un punteggio a parte. Quindi quarta tappa, penultima del Trofeo Selle SMP Mastercross, e quindi andremo a vedere poi cosa succederà nell'ultima tappa di Vittorio Veneto, ma la vedremo fra poco. Adesso siamo con il Sanfiorese, un gradito ritorno, Sanfior di Treviso. Anche qua a Sanfior lo scorso anno hanno fatto una grandissima figura, abbiamo visto un baffone leggermente un po' più giovincello, era un Giacomo Salvador, anche lui un ciclocrossista. Oggi è, diciamo così, sul banco degli orchestrali, cioè lui è il capo orchestra, che fa sì che anche Sanfior replichi al bel successo dello scorso anno. Appuntamento è il 26 di dicembre, quindi vale a dire il giorno dopo. New Entries, gruppo sportivo guadense, siamo al 27 di dicembre, Carmignano di Brenta, quindi questa sarà veramente per loro l'overtour. Siamo proprio subito dopo Natale e speriamo che qua possa avvenire anche, come è stato lo scorso anno a Sanfior, un certo Trentin. Chissà. Libertas Corset, 3 gennaio 2016, siamo in provincia di Venezia e qua chiaramente sugli scudi Igino Micheletto, che sicuramente ci farà non brillare gli occhi, ce li farà strabillare, e soprattutto un percorso vero, diciamo così, maschio da ciclocrossisti, e qua sicuramente il ciclocross la farà da padrona, perché chiaramente il fango qua non è mai mancato e credo che non mancherà nemmeno quest'anno. Quindi l'appuntamento è il 3 gennaio, già con l'anno nuovo a Scorzè, quindi Igino arriviamo, preparati. Gennaio farà calare il sipario del Trofeo Triveneto e l'ultima tappa anche del Trofeo Selle SMP Mastercross. Che dire, ci troveremo tutti quel giorno per, speriamo, poter aver raccontato un trofeo splendido come sono stati splendidi i 36 anni precedenti, anzi i 35 anni precedenti, e quindi con questo 36esimo saremo in grado di poter dire insomma, noi c'eravamo e vi abbiamo fatto vedere delle immagini stratosferiche dove gli interpreti principali sono stati loro, sono stati questi corridori che con i boxer insomma tagliano il traguardo come dei veri e propri gladiatori. 17 gennaio, Vittorio Veneto, quindi tutti quanti da Giacomo Salvador, e un ringraziamento a tutti gli sponsor che sono intervenuti quest'anno, dalle Selle SMP, la Nordway, la MR Sport, la Permac, Rigoni di Asiago, la ProAction, Hotel Calinferno e la Ursus Active Bike Equipment. Quindi appuntamento con la chiusura e le premiazioni con i grandi protagonisti a Vittorio Veneto, 17 gennaio. Siamo già all'anteprima della prima tappa del Trofeo Triveneto di ciclocross che si correrà domenica questa a Buia con Sandro Martinuzzi. Sandro, James Bike Buia da ormai qualche anno è la società che va ad aprire il Trofeo Triveneto di ciclocross. Che novità per quest'anno, se ci sono delle novità, e insomma parlaci un po' della gara, perché appunto i nostri telespettatori vorranno venire a vedere e anche partecipare. No, novità ne abbiamo una molto importante, abbiamo i ragazzini al mattino come l'anno scorso e gli altri anni, e sempre al mattino alla fine di questi ragazzini fino ai G6 avremo una gara
con i paraolimpici, è una specie di campionato italiano, diciamo, come sperimentale, speriamo, ci auguriamo che ci siano un bel po' di questi ragazzi paraolimpici. Dopodiché al pomeriggio, come gli altri anni, ci saranno tutti gli altri, a partire dagli esordienti fino agli elite. Novità nel percorso, diciamo nessuna, il percorso classico dell'anno scorso, qualche variante ma nulla di particolare, ci sarà sempre il tendone, la parabolica, per qualcuno ci sarà birra da mangiare a pieno, quindi non c'è problema. E il percorso sarà semplice, ma da quello che abbiamo già provato anche oggi molto duro. Parterre, ormai insomma le iscrizioni stanno arrivando. Sì, stanno già arrivando, ce ne sono già abbastanza, logicamente siamo ancora quasi alla fine, quindi ci auguriamo che siano i numeri dell'anno scorso, saremo più che soddisfatti con quello che abbiamo avuto. Per chi appunto ci segue, qual è l'uscita dall'autostrada per venire a Buia, insomma la strada... L'uscita dall'autostrada è a Gemona, quindi dopo da lì ci sono le indicazioni per Buia. Il posto è sempre lì nella piazza, quest'anno è stato modificato la viabilità per permettere di chiudere meglio la piazza. Parcheggi ce ne sono abbastanza, logicamente più gente c'è più difficoltà ci saranno, comunque abbiamo già cercato di mettere a posto le cose con le deviazioni e le possibilità di parcheggi e dei vari team. Come James Bike Team Buia, insomma siete molto attivi a livello di ciclismo, non solo ciclocross, anche e soprattutto mountain bike, proporrete la squadra anche per la stagione invernale? Sì, noi stiamo già preparando per fare la preparazione, abbiamo dei ragazzi, abbiamo 13 ragazzi, noi abbiamo solo esordienti allievi e quest'anno abbiamo, volgarmente chiamato in prestito, abbiamo un ragazzo che ci ha chiesto di venire con noi, è uno junior, quindi cercheremo di fare la nostra bella figura come ogni anno. Noi abbiamo la nostra campionessa che è andata con un'altra squadra, con il Tretino Rosa. Che sarà Casasola, insomma. Sì, lei, la figlia di Zontone e un altro ragazzino, quindi abbiamo ragazzi a go-go da imprestare. Da prestare anche ad altre società. Abbiamo qui anche insomma, un ospite importante, Enrico Franzoi. Enrico, ciao, anzitutto buonasera. La settimana scorsa avevamo ospite al telefono Fausto Scotti che appunto oltre a un po' raccontarci quello che sarà la stagione a livello di nazionale italiana per l'inverno che sta a venire, abbiamo fatto anche una domanda, anzi Argesi ha fatto una domanda. Se Enrico Franzoi, che ora non fa più il professionista ma comunque ha ancora una tessera elite, si allena e sta, fra parentesi aggiungo io, vincendo anche in mountain bike, facesse bene una stagione di ciclocross, per lui, e Scotti ha detto, per lui le porte sono sempre aperte, quindi assolutamente niente viene precluso. Quale sarà la tua stagione, Enrico, innanzitutto? E se ci vuoi parlare un attimo di questo tuo cambio di vita che però ti sta portando bene, perché stai andando molto bene. Sì, adesso la vita per me è cambiata, adesso lavoro, sono responsabile tecnico in un punto vendita Wiglia, il punto rosso per la precisione di Vicenza, e il lavoro sta andando bene e per adesso non mi pesa neanche fare due le attività, perché adesso gestisco la mia vita nelle 8 ore di lavoro e nella pausa pranzo faccio le 2 ore di allenamento. Tutto sommato anche quest'anno in mountain bike è andata discretamente bene perché ho ottenuto buoni piazzamenti e anche una vittoria, se avrebbero state 2 per a causa un incidente meccanico, però insomma sto bene. Probabilmente anche la tranquillità mentale che comunque il lavoro ti dà, la libertà proprio personale che ti dà il lavoro mi rende tranquillo e sono soddisfatto. Io la stagione di cross la faccio con impegno, con massimo impegno. Penso di avere una condizione in grado di stare con i primi. Adesso quando comincerò vedrò anche il mio livello, però attualmente è molto buono. Ovviamente non potrò correre magari tutte le domeniche perché comunque è molto impegnativo lavorare e correre, però sicuramente non mi tiro indietro, corro anche per vincere. Ti faccio infatti una domanda, lo sappiamo, insomma lo diciamo spesso, vai un po' a seguire quello che è la vita di Thomas Paccagnella, che lavora durante la settimana e nonostante questo la domenica insomma, ha fatto anche delle belle stagioni di ciclocross. Secondo te in una disciplina come il ciclocross, che insomma una gara dura un'ora,
Quanto è essenziale la tranquillità che tu hai detto adesso rispetto magari a un volume di ore di allenamento che potrebbe avere un professionista? Ma tanto, se guardo gli ultimi anni non avevo per niente la tranquillità mentale per poter far bene, purtroppo magari anche la tensione giocava brutti scherzi, perché di sicuro tante cose non andavano male per il verso giusto, per cui il nervosismo si faceva sempre sentire. Effettivamente ora che ho il lavoro e che sono più tranquillo, non mi pesa assolutamente ho volumi di lavoro inferiori, però la qualità sicuramente la faccio e come. Mi dicevi non partirai domenica questa, ma ti vedremo comunque più avanti e farai, immagino, appunto le prove del Trofeo Triveneto, ciclocross, mastercross, insomma tutte le gare qui in Italia. Farai anche qualche capatina all'estero? Non è escluso, adesso sì, tra l'altro con il mio datore di lavoro Daniele, che mi sta aiutando anche parecchio nell'attività, perché comunque ci organizziamo con le ore di lavoro, io vado ad allenarmi, lui comunque sta in negozio, e per cui lo ringrazio anche per questo, per cui ci stiamo anche pensando anche con lui, insomma, perché si sta anche lui affacciando in un mondo nuovo, lo sto portando nel mondo del cross, che per lui è un mondo nuovo, per cui si sta entusiasmando anche lui. Bene, noi ringraziamo i nostri ospiti e andiamo a lanciare la prossima clip in programma. Si parla sempre di ciclocross, presentazione del trofeo Romano Scotti, circuito del Lazio, quindi la challenge regionale per il Lazio riservata al ciclocross, che partirà, ricordiamo, già sabato questo. Via la clip. Torna il grande ciclocross nel Lazio. Sulle orme del Giro d'Italia di ciclocross si ripropone, anche per la stagione 2015-2016, il trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross, con 8 prove inserite in un calendario che prevede un cammino parallelo a quello del Giro d'Italia, di concerto con la Commissione Laziale Ciclocross di Federciclismo, rappresentata da Massimo Folcarello. La manifestazione, che fino allo scorso anno era conosciuta con il nome di Cross Cup Lazio, quest'anno è stata ribattezzata con il nome dei principali promotori. L'associazione sportiva dilettantistica Romano Scotti, organizzatrice del Giro d'Italia Ciclocross, come partner che ha dato l'impulso alla nascita della manifestazione. Al suo fianco sarà presente Più Vista, gruppo commerciale specializzato nella produzione di occhiali e distributore delle maggiori marche del settore. Un punto di riferimento per tutta l'Italia centrale. Già vicino al mondo dello sport grazie alla stretta collaborazione con la PRD Sport Factory Team e la Promo Cycling, entrambi progetti del team manager Fabio Ottaviani, il gruppo Più Vista è un importante sponsor di tutto il movimento ciclistico e conferma l'intenzione di premiare chi si dedica al ciclocross. Il nostro progetto è un progetto chiaramente che nasce lontano, sicuramente è un progetto legato al benessere, anche se stranamente il benessere parte per noi dal momento in cui infiliamo l'occhiato di una persona e questa persona ci dice vedo bene, quindi abbiamo un pochettino nomenclato questo vedo bene in quello che è anche l'attività. Non a caso è nato questo centro che ha sicuramente un'attenzione su tutte quelle che sono le problematiche non solo della vista. Tanto che il secondo elemento fondamentale è stato quello di creare una palestra che fosse una palestra non solo prestativa ma anche riabilitativa, quindi affacciarsi anche a chi è patologico, cioè al diabetico, all'obeso, all'iperteso, a persone che hanno problematiche. Il progetto è cresciuto al punto che oltre appunto a starci questa palestra abbiamo anche un centro dove girano circa 20 specialisti e non per ultimo un parco di 2,5 ettari dove si svolgerà appunto attività che non è soltanto l'attività legata al mondo del podismo ma anche del ciclismo e del Nordic
che sappiamo benissimo insomma, essere in questo momento il sport più in voga, oltre che il tradizionale ciclismo a cui noi da molti anni dedichiamo anche risorse economiche. Più vista non è solo quello che vedete, ma è altri 12 punti vendita su tutta la Roma e provincia, 12 punti vendita che si occupano appunto del benessere della vista soprattutto. Per quello che riguarda lo sport siamo stati sempre in prima linea da quando eravamo più piccoli di oggi e abbiamo sempre cercato di aiutare le realtà locali prima nella corsa e poi abbiamo iniziato per induzione indiretta da parte dei nostri figli a appassionarci alla bicicletta. Da lì poi è cresciuta l'interesse e quindi la nostra simpatia particolare verso questo sport. Un'avventura sportiva che coinvolge molte società del territorio laziale e vuole abbracciare quelle del centro Italia più attive nella pratica del ciclocross e propense allo sviluppo dell'agonismo dedicato ai giovani. La prima importante novità è che verrà dato molto spazio ai corridori in erba, in particolare i giovanissimi, dai G1 ai G6, e sarà allestito per loro un mini circuito short track per gareggiare. Sono molto felice che questo circuito del Cross Lazio sta andando avanti, sono entrati dei nuovi sponsor che stanno sostenendo questo circuito e questo fa piacere perché comunque nel Lazio ci sono molti atleti di interesse nazionale e tra l'altro dei ragazzi azzurri che presto verranno anche in ritiro. Quindi mi fa piacere in doppia veste che anche noi siamo sponsor come SD Romano Scotti, ma non possiamo metterci a confronto con degli sponsor un po' più importanti che comunque sono dei veri e propri sponsor. Noi aiutiamo i circuiti per far crescere il movimento, visto proprio, ecco, ripeto, la mia doppia veste da tecnico e da organizzatore. La maglia bianco-verde è il sogno di tutti i partecipanti del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross, e che vinca il migliore. Bene, ben rientrati, grazie a Prego. te, cara la mia Merkel Ilenia. Mi piace. Se ci avessi i soldi della Merkel, altro che qua. Che pensieri, povera donna. Ma per carità. Guarda, io ho letto, adesso per fare un po' di polemica, siamo proprio in chiusura, però un piccolo nanetto voglio farlo. Nanetto. Nanetto. Io ho letto, Nanetto. allora, ho letto su un giornale importante, non diciamo il nome, non perché abbiamo paura di dire il nome, perché i giornalisti si offendono. Si offendono, poveri. No? Ho letto ciclismo mondiali, ciclismo italiano in fallimento. Beh, insomma, se il ciclismo italiano è in fallimento con 2 medaglie d'argento, beh, il fallimento è un altro. Allora io dico a questi signori qua che ne sanno più di noi, perché noi, cosa vuoi, facciamo poca roba, che il fallimento sarà il prossimo anno a Monza, perché dovremo tirare fuori 25 milioni di euro per salvare una gara che con 25 milioni di euro il fallimento non ci sarebbe, anzi le medaglie dovremmo andare a prendere col badile in tutte le discipline sportive. Mi incazzo perché? Perché ogni volta che si parla del ciclismo si parla soltanto o per doping o perché denunciare questo o quello o quell'altro. Quando facciamo le cose belle manco ci danno un po' di prestigio, io mi incazzo. Vabbè, ma ho letto anch'io l'articolo che fa riferimento, insomma ho letto anche un po' in giro, diciamo che noi siamo sempre stati molto coerenti con quello che diciamo. Se andate a rivedervi la puntata dello scorso anno, eravamo proprio qui alla presentazione del Trofeo Triveneto e mi ricordo che avevo difeso a spada tratta Davide Cassani perché ho detto lasciamolo lavorare questo tecnico. Non a caso siamo andati a vincere con delle categorie dove erano anni che non si vinceva più e si prendevano comunque delle medaglie, ok? Non vincere, comunque una medaglia. Resto anche dell'idea comunque che sia le donne hanno corso bene anche i professionisti, un Sagan così ha fatto un numero, basta, stop. Se Trentin secondo me aveva la gamba un po' diversa
anche lo stesso Stibar, se invece di scattare lì scattava quando riusciva ad andare dietro a Sagan, magari veniva una gara diversa. Comunque se l'è strameritata la vittoria Sagan. Sono ancora più contenta perché ancora una volta l'ennesimo ragazzo che comunque è poliedrico e lo dimostra, perché se andate a vedervi le ultime, ha staccato il gruppo in 2 curve, ha staccato il gruppo, e quando leggo in giro che dicono che il percorso era inutile, però in 4 pezzi di pavé in 2 curve uno ha vinto un mondiale, allora non è inutile, perché se fosse inutile arrivavano in 200 intanto. Donne, comunque ha vinto una ragazza che era pronosticata, ricordiamo che nessuno l'ha nominata, il 9° posto di Yolanda Neff, campionessa europea di mountain bike. Ferran Prévot, nonostante che è caduta, ha fatto una top 10, la ragazza junior, la Chloe, che ha vinto le 2 prove, sia cronometro che strada, viene dal ciclocross, quindi anche qua, giusto Enrico, quando dicono che questo cross fa male, non ci azzeccano. Mai. Allora, avete capito perché poi dopo viene acclamata e reclamata anche. Poi mi odiano perché dico queste cose. La signora Merkel è acclamata da reti molto importanti, vero? Però c'è da dire una cosa. Che allora, se io mi viene in mente sempre questi 25 milioni di euro che mi sono rimasti qua, 3 puntate che questo non c'è mica bisogno di 25 milioni di euro, vado da un'altra parte, ma basterebbe dare 100.000 euro per il Mastercross, per il Trofeo Tridente e perché no anche per il Giro d'Italia del ciclocross. Io credo che sforneremmo 2 Longo ogni anno. È vero o non è vero? È vero. Enrico? Sì, si può dire che, non voglio dire, però io ancora una quindicina di anni fa facevo già tutto, come facevo strada, cross, pista, per cui secondo me proprio se si fa quel scatto di mentalità che comunque anche le altre discipline fanno bene al professionismo su strada, comunque farà solo del bene, insomma. Minto? Minto? È lei Minto. Eccomi qua, sono io. Allora Ella, chiudiamo, insomma settimana prossima comincia a lavorare finalmente. Inizio, sì, ritorno per la stagione invernale nella famiglia di Scratch, sono sempre felicissima di stare, insieme a voi siete molto uniti ed è veramente un bel clima e siete Sei stata ancora di più simpaticissimi. col matrimonio qua, mi pare, no Argese? Sempre più alta ormai. Io ringrazio Elena Minto, ma noi siamo una grande famiglia, poi dopo Famiglia allargata. siamo famiglia allargata, dopo a un certo punto siamo in famiglia, ci vogliamo bene, insomma, vabbè, alla faccia della retorica. Per chiudere, ricordiamo che abbiamo ancora altre esclusive, perché ormai il Giro d'Italia, cioè il ciclocross la farà da padrona, ma abbiamo ancora alcune chicche importanti anche qualche gara di professionisti. Insomma, esatto. Scratch va avanti alla stragrande, noi ringraziamo il Trofeo Trivento, ringraziamo il patrono, il Maximus, che è Giacomo Salvador. Giacomo Salvador bisogna pure apprezzarlo. Sulla clip che avete visto c'è una fotografia che non è che sia uno dell'800, è Giacomo Salvador da giovane, sempre con gli stessi baffi, in bicicletta. È una fotografia che abbiamo rubato da un diciamo suo fan, e allora anche questa la dice lunga su quello che riesce a muovere il ciclocross con le sue caratteristiche, che hanno quelle peculiarità familiari che a noi piacciono e che danno anche soddisfazione in termini di auditor. Per questa puntata è proprio tutto, la settimana prossima con Buia, con Lady Merkel Ilenia Lazzaro, grazie anche all'amico, al campione, io dico sempre, al grande campione, per cui voglio dire, speriamo di vederlo ancora in auge quest'anno, anche se sarà in scarto ridotto tra il lavoro e il ciclismo. Quindi Franzo, vai alla grande. Elena Conte, ci vediamo settimana prossima. Buonasera a tutti e buon rientro nelle vostre case. Noi continuiamo con la cena al Calinferno, cosa dici? Se magna. Ma se ci hanno preparato da mangiare? Non lo so, bisogna chiamare Io Mariotto, c'ho penso una di sì, fame. spero. Mario Mariotto avrà preparato qualcosa. Avrà preparato. Siamo a casa della Cauz qua, Che io Guarda. però anche una riservina l'avrei fatta al mondiale per la Cauz. Anche perché, insomma, chi dà... Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.